E ora veniamo al prossimo brano. Parigi non è stata costruita in un giorno e oggi è il prodotto di varie epoche che si sono fuse insieme per formare il patrimonio incredibilmente affascinante che possiamo ammirare. Ma la Belle Époque è stato indubbiamente uno dei periodi più iconici della sua storia. Dalla fine del XIX secolo all'alba della Prima Guerra Mondiale, infatti, è stata segnata da progressi di ogni genere e rimane un periodo festoso nell'immaginario collettivo. Le grandi esposizioni universali hanno inoltre contribuito a favorire la costruzione di grandi opere, come la celebre Tour Eiffel. Uscito nel 1970, il film d'animazione Disney Gli Aristogatti è ambientato proprio in una vecchia Parigi di inizio Novecento, dove Duchessa e i suoi gattini, tra varie peripezie, vivono nella lussuosa villa della sua padrona, donna dell'alta società parigina, amante dell'arte, della musica e anche delle buone maniere. Tra le più celebri scene di questo iconico musical c'è quella in cui Romeo e Duchessa si dichiarano sui tetti di Parigi, famosi per la loro caratteristica copertura di zinco e l'indimenticabile canzone in cui i gatti jazzisti, amici di Romeo, suonano e cantano, spiegando perché il jazz sia così coinvolgente e accattivante. 50 anni dopo, non solo il film è ancora perfetto, ma merita, proprio per la sua eccellente parte musicale, un posto d'onore nella filmografia di ogni buon appassionato di musica. Con i 4 brani tratti dal mondo Disney che troverete nel programma, abbiamo voluto anche noi rendere omaggio al più antico e celebre studio di animazione al mondo ancora in attività, nel loro centenario di fondazione appena conclusosi. E iniziamo questo viaggio portandovi con la fantasia nella Parigi di inizio secolo a suon di jazz. Buon ascolto!